Siamo con il gruppo dell'Ucraina, i rappresentanti. Ieri sera avete vinto il premio del Festival dei Bambini, il premio Luca Crescenzo. Ecco, una cosa sicuramente in considerazione. Sì, siamo molto felici, questo non è il nostro primo premio di Claudio Crescenzo, questo è il secondo e veramente siamo molto felici per esserci qui, per averci invitato noi in questo festival. Noi adoriamo la Sicilia, l'Italia. Ecco, come si vive questo momento vedendolo dal di fuori, ecco, questo momento diciamo, in cui purtroppo voi state avendo un conflitto importante? Non posso chiamare questo conflitto, questa è una guerra, sì, è certo. vera. È una cosa terribile, cosa posso dire di guerra? È terribile. La gente muore, bambini muoiono ogni giorno. Ecco, speriamo che da Agrigento possa partire un messaggio di pace verso voi e verso le nazioni che fanno la guerra in tutto il mondo. Lo scopo principale della nostra presenza qua è questa, la richiesta di pace per i nostri bambini dell'Ucraina, per tutti i bambini del mondo. Ми хочемо подякувати за гостинність, за запрошення на фестиваль. Vogliamo ringraziare per l'invito. І хочемо подякувати всім італійцям, Італії за підтримку України. Для нас це дуже важливо. Ringraziamo a tutti gli italiani per il vostro sostegno e solidarietà. Хай буде мир для всіх дітей на планеті. Auguriamo la pace per tutti i bambini del mondo. Loro vogliono dire qualcosa, magari un commento, cosa ne pensano? Подякую. Я хочу подякувати за те, що ви запросили нас на цей фестиваль. І я бажаю миру всім дітям. Anche lui ringrazia per essere invitato, per aver invitato noi a questo festival e lui è molto felice di essere. Нехай всі діти усміхаються і дякую, що запросили нас на цей фестиваль, тому що для нас це дуже важливо та для нашої України. Vuole vedere tutti i bambini sorridenti, tutti i bambini nel mondo e ringrazia anche a lei. Con la vittoria dell'Ucraina si è conclusa la prima fase del festival, quello dei bambini inserito nella 70esima Mandorlo in Fiore. Sì, ieri sera è stata una grande festa al Museo Griffo di Agrigento, si sono esibiti ancora una volta tutti i gruppi internazionali partecipanti al 20° Festival Internazionale del Folklore dei Bambini del Mondo. Una giuria composta da bambini ha scelto il gruppo dell'Ucraina, ma non per la bravura, ma per l'impegno, la costanza e soprattutto per il grande sacrificio che hanno fatto per venire ad Agrigento. Commoventi e toccanti sono state poi le parole del loro presidente che intervenendo a margine della consegna del premio ci ha ringraziato a me, a Luca Crescenzo e al sindaco di Agrigento dicendoci che era felice per il fatto che abbiamo fatto trascorrere 9 giorni a questi bambini qua ad Agrigento e che questi bambini hanno potuto dormire tranquilli senza il rumore delle sirene e delle bombe.